Allora, benvenute a tutte le amiche, tante amiche e tanti amici che mi hanno chiesto di partecipare a questo incontro. Sono felicissima che l'argomento strega vi piaccia. A me piace moltissimo, come dicevo alle vostre compagne di classe presenti in classe ora, la strega mi sta mandando un po' in confusione perché c'è tantissimo da dire. Io avrò 2 ore a disposizione da dedicare al nostro seminario e quindi devo capire quali sono le informazioni che possono essere più utili e più funzionali alla comprensione di questa figura che, come vi ho detto nel seminario precedente, è contraddizione, è una devastatrice e una distruttrice di un sacco di cose, fra le altre cose anche delle mie certezze. Quindi tutte le volte che io mi avvicino alla strega, alcune cose che pensavo di aver capito, no, in realtà non le ho capite poi così tanto bene, quindi le devo distruggere e ricostruire. È una figura che a me piace moltissimo perché ti mette sempre in questione ed effettivamente è una figura che mette storicamente in questione un sacco di persone, un sacco di autorità. Abbiamo visto nel seminario precedente l'archetipo della strega, abbiamo visto un pochettino come si forma la figura della strega nel mondo. Abbiamo visto che la figura della strega affonda le sue radici in un'antichità antica per davvero. Stiamo parlando di un riflesso di quella dea madre che aveva triplici, duplici, molteplici valenze. Poteva essere vita, poteva essere crescita, poteva essere salute, poteva essere abbondanza, poteva essere fortuna, ma poteva essere anche malattia e morte. Anzi, doveva essere l'una e l'altra cosa. La strega è l'aspetto più oscuro della dea, quello che noi neghiamo, quello che noi non vogliamo a casa nostra, ma che in un modo o in un altro prima o poi arriva. Scopriremo che in Sardegna proprio oggi, lo faremo insieme in maniera poco approfondita, poi entreremo nel dettaglio, scopriremo che in Sardegna, per evitare che la strega entrasse in casa, e dentro la parola strega ci sta morte, ci sta malattia, ci sta disagio, ci sta malocchio, ci stanno un sacco di cose. Insomma, per evitare che la strega in tutte queste sue valenze entrasse in casa, la Sardegna, i sardi e le sarde si proteggevano. Quello che mi fa più sorridere tutte le volte che mi approccio a questa figura è questo, e lo condivido immediatamente con voi. Anticamente la strega era una figura apposta a difesa della donna, che modernamente, e questo ruolo modernamente viene completamente travisato e distrutto. La strega non è più protettrice della maternità, non è più una benevola come un tempo doveva essere, ma diventa qualcosa di altro. Ma ci arriviamo. Vi ho preparato poche slide, ma spero tutte interessanti. Allora, Michela ci dice che sta cercando di settare la camera, perfetto. Spero che tu ce l'abbia fatta. Ecco qui, vi sto condividendo con voi gli argomenti, l'anteprima che poi terremo anche durante la nostra lezione, quella che io normalmente, quell'introduzione che io normalmente tengo per aprire una strada, per dirvi e per dirmi dove vogliamo andare a parare. Ecco, oggi cerchiamo di capire dove andremo a parare con questo seminario, che sarà totalmente incentrato sulla figura di Sardegna. Ma come vi ho già detto spesso e volentieri, la Sardegna è un'isola, ma diversamente da come si dice, non è stata isolata. Il concetto di terra isolata è molto moderno. La Sardegna era una terra in contatto con moltissime altre realtà. Parleremo di una strega al maschile che già nel 500 si spostava senza problemi e andava a prendere lauree fuori dalla Sardegna, andava in Italia, tornava, scappa dalla Sardegna per andare in Spagna. Insomma, la Sardegna era una terra di contatto. Raccontarla come terra isolata è stata funzionale a dei giochi che oggi non ci interessano, ma dei quali magari un giorno parleremo. Prima cosa che dovete tenere in considerazione sempre e comunque la figura della strega anche in Sardegna è contraddizione. Come vi ho detto nel seminario 1, il primo seminario che abbiamo tenuto in relazione alla strega, la strega è contraddizione e la natura sta benissimo, va d'accordissimo con la contraddizione essa stessa. La natura stessa è contraddizione perché è tanto vita quanto è morte, è tanto ordine quanto è disordine, è tanto tranquillità quanto è caos. Ecco, la strega che è natura, essa stessa è contraddizione. Per cui vi dirò alcune cose che poi in alcuni casi la tradizione negherà. La tradizione ci racconta delle storie che poi vengono negate. La cosa assurda è che
tutto funziona perfettamente in questa assurda contraddizione che è la strega. Per cui chi decide di portarsi a casa la strega deve essere pronta ad avere un po' di caos in casa, ma è un caos creativo. Quando voi avete molte informazioni che avete posto tutte nella vostra testa, una figura come la strega serve a rimescolarle tutte e a creare delle connessioni che siano creative, nuove, innovative. La strega fa proprio questo, mette in questione tutto. Partiremo dai nomi. Come viene chiamata la strega in Sardegna? Ha un sacco di nomi. E vedremo di analizzarli tutti. L'abbiamo già anche fatto in qualche altro contesto, ma aggiungeremo dei nomi. Perché li voglio analizzare? Perché il sardo, come ogni popolo, niente di speciale per la Sardegna, i popoli di ieri offrivano ai nomi dei significati degni di nota. Non si chiamavano le cose così tanto per chiamarle. Il nome, anche solo il nome, doveva richiamare la funzione dell'oggetto nominato. Nel nostro seminario relativo alla parola, alla magia della parola, abbiamo già visto che questa è una delle funzioni della parola. La parola dà identità, la parola dà potere sullo stesso oggetto. E quindi il sardo chiama la strega in molti modi diversi. Originariamente, forse ogni nome indicava un risvolto di questa figura differente. Oggi si tende in un certo qual senso a uniformare la strega. Tenete in considerazione che la strega non è uniformabile. Si racconta che nella zona meridionale dell'isola la strega in Sardegna sia detta coga, da cuocere. Vedremo nel profondo cosa significa questo termine e vedremo nel profondo cosa cucina la strega. Questo nome lega la strega ad un ambiente naturale, cucina erbe sostanzialmente e crea i suoi unguenti. E questo cucinare erbe, questo essere erbaria, questa creazione di unguenti significa per la strega paradiso e inferno. Il suo legame con la natura le creerà un sacco di problemi. Ecco, quando ci troviamo di fronte a questa figura, siamo davanti a una figura decisamente concreta, vera per davvero, qualcosa di molto simile a quella che poi vi nominerò Bruscia, o vi nominerò lezione Bruscia. Vedremo un pochettino come possiamo collocarla questa Bruscia. Oggi siamo nel contesto mitico, fantastico, e qui si muove benissimo anche questa creatura, Sasurbile o Survile. Cercheremo un po' di capire cosa significa questo termine, che è un termine secondo alcuni preromano, quindi molto antico, e secondo le persone, i linguisti che ci descrivono questo termine preromano, significherebbe surbile o survile, sarebbe a indicare colei la quale succhia, sugge, ve lo preannuncio, il sangue, e vi preannuncio anche di chi? Il sangue dei bambini recentemente nati che ancora non abbiano ricevuto un sacramento. Lo racconto proprio come se fosse un dogma, perché così è stato raccontato. La surbile succhia il sangue dei bambini che sono di recente nati ma non hanno ancora ricevuto battesimo. Dentro questa frase ci sono un sacco di informazioni fondamentali. Scopriremo per esempio che la surbile non succhia solo il sangue dei bambini ma anche delle donne, meglio se partorienti. E perché si lega così fortemente al mondo del parto? Perché si lega così fortemente al mondo della donna gravida e che di recente partorito? E perché si lega così fortemente al mondo dell'infanzia? Sono tutte domande che noi ci dovremmo porre, e soprattutto perché sugge il loro sangue? Li vuole uccidere perché è cattiva? Se ne vuole nutrire? Li vuole trasformare? Cercheremo di capirlo. Una piccola suggestione che regalo alle amiche e agli amici che non saranno con noi a lezione è questa. Surva in Sardegna significa anche soffiare, e in Sardegna soffiano due cose principalmente: le donne che debbono proteggere, ma soprattutto il vento. Vi ho già parlato di vento nel seminario precedente, entreremo nel simbolismo del vento in questo seminario, cercheremo di capire cosa accidenti è vento in Sardegna e quindi forse arriveremo a capire anche cosa è
vento nel mondo e capiremo perché la strega può essere quella la quale sugge il sangue, succhia il sangue, oppure la quale vive nel vento, quella la quale è vento. Ricordatevi sempre un legame forte fra strega di Sardegna e natura, strega nel mondo e natura. Estria, un'altra parola che ci porta in ambito naturale. Barbagianni o civetta, in base alla località nella quale ci troviamo, animale nel quale la strega si muta o esso stesso strega che viaggia di notte. Anche dentro questa accezione, definizione, ci sono un sacco di elementi che ci definiscono la strega. È una donna che subisce metamorfosi o che pratica metamorfosi, è una donna che vola, che sta nel vento. Non è un caso che là dove per la prima volta parlai di streghe, creature fantastiche in Sardegna, io inserì la strega, ignoravo tutti questi ragionamenti, ma inserì la strega nel grande elemento vento, perché mi sembrava proprio che fosse una creatura eterea. Poi ho scoperto il volo magico, poi ho scoperto di cosa è il vento in Sardegna, poi ho scoperto come viene chiamato in alcuni momenti il vento sardo, ma di questo parleremo a lezione. Un altro nome che è molto interessante del tutto campidanese è Zerpia. La strega viene definita anche in questa maniera. Come si traduce il termine Zerpia? È un termine molto forte, vi potrebbe ricordare zirpula o zeppola. Si traduce come serpe, come rettile, e in questo caso il sardo è stato veramente preveggente, o meglio forse come dire, ha assorbito quello che della strega si raccontava da millenni, il fatto che la strega, quell'aspetto oscuro della dea madre, sia legato col mondo della serpe, meglio senere in Sardegna. Alcuni parlano di vipera, tenete in considerazione che le vipere in Sardegna pare non ci siano mai state, per cui quando utilizziamo il termine vipera lo mutuiamo da altre realtà per dire un animale che se morsica ci fa la bua, ci fa male, ma in realtà non ci uccide come fanno le vipere, o non dovrebbe uccidere come fanno le vipere, se non in casi particolarissimi. Quello che mi preme ricordarvi è che la strega è legata al mondo delle serpi, al mondo delle creature che strisciano, al mondo delle creature che originariamente non erano solo serpi, ma erano draghi. Altra piccola suggestione per chi non ci sarà a lezione, andate a cercarvi come si chiamava in un mondo antichissimo la grande dea che ha dato vita a tutti noi, aveva forma di serpe ed era detta Tiamat ed era un drago gigantesco. Andate a cercarla, cercate un pochettino quante volte si è riprodotta e cercate di scoprire che accidenti gli hanno fatto i suoi figli e inizierete a capire forse più approfonditamente perché la strega e le streghe sono associate al grande mondo della serpe. È detta anche Magiarza la strega, magia aerea, si potrebbe tradurre, si potrebbe scomporre questo nome che ha a che fare, magia dell'aria che ha a che fare con il mondo latino. Ancora una volta la strega è connessa al mondo dell'etere, al mondo dell'aria. E questi sono alcuni dei nomi con i quali le nostre streghe vengono definiti. Già solo con questi nomi io potrei darvi precisamente la forma della strega, ma ovviamente nel nostro seminario cercheremo di andare un po' più avanti e parleremo di quelle figure che sono quasi streghe, perché hanno molte delle caratteristiche delle streghe, ma sono figure vere per davvero, cioè noi le possiamo incontrare. Tenete in considerazione che si potevano incontrare anche in Skogasa, però c'era sempre quel misto di mistero, l'ispiridada, la vide mortos, o anche questa figura molto locale che è detta mortagiaiu, sono creature che si potevano toccare, erano ziette che ci vivevano dietro casa. Adesso delle Spiridada faremo un piccolo approfondimento anche qui della Vide Mortos, non parleremo, ma ne parleremo approfonditamente a lezione. Is Gregasa sono un'altra forma di definizione della strega. Sono signore vere per davvero, malefiche, coloro le quali lanciano malefici semplicemente perché sono crudeli, semplicemente perché sono cattive. E vedremo e scopriremo in quante vanno in giro, in che momento della giornata vanno in giro e cosa accidenti vanno a fare. Sono tutte figure dentro le quali gli antichi tratti della dea
oscuri si concretizzano e rimangono cristallizzati. Sono persone vere per davvero che fino a 50 anni fa in Sardegna giravano molto serenamente. L'Ispiridada soprattutto è una figura che mi piace moltissimo, a lezione ne parleremo approfonditamente, ma tenete in considerazione che era una creatura viva. Per esempio Elisabetta Lovico negli anni 50 era detta Ispiridada, si riteneva che fosse in grado di subire metamorfosi, nessuno l'ha mai vista mutare forma, ma lei sapeva delle cose che se non avesse avuto altre sembianze non avrebbe potuto sapere. Quindi è una zietta che noi vediamo in strada tutti i giorni, ma potrebbe mutare forma, mantiene l'attitudine alla metamorfosi. Immaginate quanto questo tratto divino è rimasto longevo e attaccato nella figura della donna. E ancora oggi in alcuni casi si pensa che la donna sia in grado di mutare forma. Le Spiridadas erano donne che viaggiavano nel tempo e nello spazio, anche solo con la loro visione, quello che facevano le streghe. Si spalmavano l'unguento e viaggiavano, facevano quei viaggi che abbiamo detto sciamanici e che altri definiscono astrali. Insomma, la loro anima si svincolava dal corpo e loro andavano a fare i loro affaretti, dei quali parleremo. E sono delle preveggenti, riescono a prevedere il futuro, ma soprattutto riescono a vedere il passato, che forse è una delle arti più belle, cioè si possono andare a scoprire tutto quello che loro al quale loro sono interessate o chi le è contata sono interessate. Soprattutto, e questo è importante, si diventa ispiridada perché si è posseduta dallo spirito e lo spirito è raccolto attraverso il vento. E questo è un altro concetto importante. Del vento parleremo, che cos'è il vento, non ve lo voglio preannunciare perché vi rovinerei la sorpresa, ma dentro il vento vivono un sacco di cose. Le donne che erano ispiridadas e vivevano bene con questa loro attitudine erano perseguitate dai preti che volevano esorcizzarle. Gli stessi preti erano dell'opinione che quegli spiriti andassero buttati fuori dal loro corpo. Invece molte di queste donne se li volevano tenere perché questi spiriti davano la capacità alla donna di essere altro, di viaggiare nel tempo e nello spazio e di conoscere realtà che diversamente non avrebbero conosciuto. Spero collegati, portatili alla batteria, altrimenti si spegne tutto. Ah, ci picchia. Ok, mi si era illuminato. Scusate, mi sono rientrata molto frettolosamente a casa. E quindi l'ispiritosa è una figura meravigliosa, vera per davvero, cioè nel senso io ne ho conosciuto di spiritadas che avevano questa fama molto particolare che vedremo di analizzare insieme. La strega si lega all'elemento vento, la suggestione che vi fa, vi regalo, l'ispirazione che spero di regalarvi oggi per le amiche e gli amici che ci saranno e per chi non ci sarà è questa: il vento in Sardegna è casa dei demoni e dei defunti, la strega è vento, la strega definisce il vento, la strega richiama in diverse modalità i venti, in un certo qual senso la strega, che è signora dei venti, quindi signora dei defunti, è la conduttrice di anime in un mondo altro. E questo è un significato e un senso che alla strega è rimasto incollato da sempre e le rimarrà incollato per sempre, la sua connessione con la morte, con le anime dei defunti. E sarà un tratto che noi dovremo analizzare approfonditamente, ci spiegherà un sacco di cose in merito alla strega. Tutte le volte che la strega fa visita in Sardegna a una donna o a un bambino, la strega lascia un segno, lascia una firma. Sul Museo de Sastria, il morso della strega viene detto, ed è un morso, è un tratto, sono due piccoli punture che una persona conduce in sé, quasi invisibili, ma che cambiano completamente la natura dell'individuo e scopriremo che ci sono delle connessioni molto strette con il mondo dell'Europa settentrionale, dove c'era la grande tradizione dei ciangeli, dei colori i quali vengono sostituiti. Perché si veniva sostituiti? Perché si veniva morsi dalla strega? Il morso è veramente un morso quasi
vampiresco. Scopriremo che è una vampira la strega, e quindi questo ci interesserà. Quindi segna, la strega segna la persona che è stata visitata. È un po' come quando la puntata scorsa vi ho detto che chi si avvicina alla strega deve essere in grado di affrontare la strega. Ok, ti ho segnato, se sei in grado di superare la prova che ti porrò, andrai oltre, potrai passare oltre, diversamente succederà l'inevitabile, verrai rimasticato e poi verrai ripartorito da quella che io rappresento, la Dea Madre. Ma entreremo nello specifico anche in questo argomento, spero che già qui io sia abbastanza chiara per voi, se non lo fossi fatemi sapere. Parleremo della metamorfosi, che è uno dei tratti determinanti e che definiscono la strega. L'unica cosa che vi dico qui, perché poi approfondiremo altrove, è che la metamorfosi è tratto che oggi spaventa. Chi muta forma, i mutanti, sono dei mostri, ci fanno paura. Ma cosa significava mutare forma un tempo? Chiedetevelo. Chi erano le figure che mutavano forma? Chi erano le figure che avevano forma a mezza strada tra l'umano e l'animale? Esclusivamente le divinità. Quando voi vi trovate davanti a una figura che muta forma, sappiate che vi possono raccontare quello che vogliono, ma se siamo di fronte a una figura mitica, anticamente quella figura era divina. Poi spetta capire come trattasse o gestisse la sua divinità, ma ci troviamo davanti a una signora che rappresenta il mondo, un mondo antico, antichissimo, divino, e alcuni tratti le sono rimasti impigliati: il vento, la segnatura e la metamorfosi. L'unguento è un altro tratto che fa quasi sorridere oggi. Vi porterò e vi racconterò di alcune ricette non sarde, ma che ci spiegano un pochettino dove è arrivato l'unguento. Vi racconterò delle erbe che le streghe si racconta fossero in grado di usare, di cuocere appunto, per gestire, per creare l'unguento. Ma andremo un po' più a fondo. Cosa significava ungersi nell'antichità? Potreste arrivare a immaginare quale fosse il significato dell'unzione se si pensasse o pensassimo insieme al battesimo, e quindi l'unzione che si fa del bambino, o all'estrema unzione. Ungere e ungersi significava presentarsi alla divinità. Chi si ungeva era consacrato alla divinità. Quindi siamo davanti a una figura che si sposta nel vento, che subisce metamorfosi, che si presenta alla divinità perché ha il segreto dell'unguento. Parleremo di Panfile, parleremo di Demetra, parleremo di altre dee che creavano unguenti e ci chiederemo perché accidenti l'unguento è rimasto impigliato nella figura della strega, sarda e non solo. Un argomento che mi sta molto a cuore è quello che parla di strega e di infanzia. La strega in Sardegna vola, va a cogliere impreparata la mamma, la puerpera che è di recente partorito, e va a cogliere impreparato il neonato che ancora non ha ricevuto battesimo. Approfondiremo, daremo significato a questa frase, ma soprattutto ci chiederemo perché le donne e perché i bambini. In alcuni casi si dice che la strega demonizzata, quindi una figura sacra demonizzata, fa quello al contrario rispetto, si comporta in maniera speculare, ma al contrario rispetto a quello che farebbe una mamma. Se la madre dà la vita, la strega toglie la vita. Quindi questo è stato un tentativo di fare propaganda in negativo contro la strega. Il significato può essere quello, ed è molto interessante approfondirlo, ma sicuramente la strega si lega col mondo dell'infanzia e col mondo della gravidanza, perché la donna in gravidanza si trova in uno stato di passaggio. Il corpo di una donna che è gravida muta ed è vicinissima al mondo della morte, ieri così come oggi. La donna che anche partorisce muore e rinasce perché ricambia, anche proprio fisicamente deve cambiare. Noi ci destrutturalizziamo e poi riprendiamo la nostra struttura. Io ci ho messo 2 anni a risistemarmi le anche. Ci diventiamo creature quasi mostruose e poi riprendiamo la nostra forma. Siamo nella zona liminare tra la vita e la morte.
E i nostri figli ugualmente sono in quella zona liminale. Vi ho già raccontato nel seminario degli antenati che i vicari del mondo dei defunti principali erano i bambini. E forse il senso della strega che si connette al mondo dell'infanzia è proprio questa, perché la strega porta messaggi che vengono da quel mondo, messaggi che servono ai vivi e messaggi che servono ai morti. C'è anche da ricordarvi che molte delle dee streghe che sono state demonizzate erano dee streghe che proteggevano le madri e i bambini, che proteggevano questo mondo, questo luogo di contatto fra vivi e morti. Ecate, la dea delle streghe, la dea più cattiva che esista, la mia preferita. Io ho chiamato mia figlia Caterina. Pare che il nome Caterina e Catrina abbia proprio a che fare con Ecate, la dea delle chiavi, la dea della fortuna, la dea che regala desideri esauditi, la dea dei crocevia, la quale va invocata nei crocevia perché ti può consigliare la strada giusta da prendere, soprattutto la dea del parto. Possiede sempre un coltello Ecate in mano e pare che quel coltello fosse uno strumento delle levatrici. Lei lo utilizzava per recidere il cordone e quindi per separare il bambino che viene da un mondo delle anime, separarlo dalla morte e concederlo alla vita. Ecate protegge mamme e bambini. Le puerpere invocavano Ecate. Io l'ho lungamente pensata durante la mia gravidanza e durante il mio parto. E le erinni, l'espressione della violenza e dell'ira femminile meglio raccontata da quella simpatici greci e poi anche ripresi anche in ambito romano, in origine erano delle dee vendicatrici non di chi uccideva, ma di chi uccideva una donna che portava in sé un bambino. E spesso e volentieri le rinni vengono legate al mondo del Sasurbile, al mondo della strega in Sardegna. E quindi cercheremo un po' di capire, e se non di capire, di creare dei nessi. Prima o poi ci capiremo qualcosa. La strega in Sardegna è vampiro, cercheremo di capire perché diventa vampiro, cosa significa essere vampiro. Ma soprattutto cercheremo di capire perché la strega uccide. E non uccide semplicemente per portarci nella morte, ma uccide probabilmente per condurci a una rinascita. Cercheremo di interpretare il simbolismo del sangue, cercheremo di capire, scusatemi ma ci sono delle ambulanze che corrono, cercheremo di capire perché proprio vampiro? Perché proprio donna che sugge il sangue dei bambini? Vi farò un legame tra streghe, vampiri e Janas. Vi ricordate? Ve l'ho già detto che anche le Janas si macchiavano di ematofagia, cioè succhiavano il sangue di alcuni individui, soprattutto femminili e soprattutto bambini. E per cercare di capirci qualcosa torneremo molto indietro nel tempo. Torneremo nel Paleolitico o forse nel Neolitico, sono ipotesi ovviamente, ma io ve le porterò tutte, in quel periodo storico nel quale si cercava attraverso l'utilizzo delle ossa di rinnovare la vita degli animali e delle persone. Vi parlerò un po' del simbolismo delle ossa, non so cosa riusciremo a fare perché il tempo a questo punto starà veramente stringendo, ma vi voglio ricordare e raccontare che ancora oggi in alcune società di cacciatori e raccoglitori, ne esistono per fortuna ancora, quando si caccia un animale, l'animale viene consumato e le sue ossa, una volta consumato l'animale, vengono riassemblate, chiuse nella sua pelle, sepolte in attesa che l'animale rinasca grazie all'intercessione della divinità. Questo genere di attitudine, talento, competenza, secondo gli inquisitori era proprio anche delle streghe. Le streghe consumavano forse per far rinascere. Parleremo anche di questo tratto. Forse il tratto del vampirismo e dell'assassinio ha proprio questo scopo. Perché vampiro? Perché il vampiro è un mostro e la strega, per essere demonizzata, deve essere mostro, deve essere odiata da tutti. Lì può essere uccisa perché i mostri, in una cultura maschiocentrica e patriarcale della quale abbiamo parlato prima,
coloro le quali non si piegano a quella società, hanno un'unica strada, devono essere uccise. E vi parlerò di due donne, Lucy, che sono state vampiro, o perlomeno in alcuni casi sono state descritte come tali. Vi parlerò di Lucy, la strega di Dracula, e cercheremo di intraprendere e capire questo personaggio che è veramente molto interessante. Lucy è quella giovane donna che sta cercando di capire con chi si vuole sposare, vorrebbe vivere, vorrebbe fare esperienze, sa che viene morsicata, morsa dal vampiro, il segno del vampiro, il segno della strega, e lì Lucy si presenta in tutto il suo folgore. È una figura di donna che esce dai margini e che l'unico modo che avranno gli uomini per riportarla dentro i margini sarà quello di stuprarla con un paletto, come dice l'autrice che vi citerò. E così è stato, non è stata stuprata, è stata uccisa con un paletto che fosse lungo e che fosse ben appuntito. Violenza patriarcale che cercheremo di analizzare anche durante questa puntata, diciamo. E vi parlerò anche di un'altra bambina, si chiamava Mercy Brown. Chi non sarà con me si trovi delle informazioni, siamo alla fine dell'Ottocento, ma siamo proprio all'inizio quasi del Novecento, una famiglia che muore di tubercolosi, quasi tutta la famiglia muore di tubercolosi, Mercy è morta di tubercolosi, qualche mese dopo la sua morte il fratello apre la bara, la tira fuori dalla bara, estrae il suo cuore, lo frulla e se lo beve. Perché? Perché gli avevano detto che Mercy era un vampiro. Ancora agli esordi del Novecento, nel New England, era comune ritenere che le donne, soprattutto le donne, potessero essere vampiro. E quindi cercheremo di capire perché la donna vampiro fa così tanta paura. Ne parleremo comunque a lezione. Vediamo un pochettino. Poi parleremo di due casi, di streghe e di streghi. Vi ho detto che la parola stregone non mi piace tanto. In carne e ossa, in Sardegna, parleremo di Sigismondo Archer e parleremo anche di Beatrice Mullanu, una strega sarda, quartese, io vivo a Quarto, quindi glielo devo. E cercheremo di capire anche la figura della strega utilizzando questi due casi in studio, che fa un po' social media manager, ma è interessante utilizzare questa parola anche quando si parla di streghe. Quindi in conclusione vedremo che la strega è connessa col mondo della morte, ma col mondo della rinascita. Ricordatevi sempre che mai nella tradizione di Sardegna, ma non solo, la morte è fine a se stessa, non avremmo avuto nessun tipo di speranza, e quindi la morte è sempre connessa al concetto di rinascita. La strega è connessa al mondo della conduzione delle anime, questa la rende sciamana, sono gli sciamani che fanno questo. È connessa al mondo dell'infanzia, ve ne ho già parlato, è connessa al mondo della malattia. Non vi ho parlato dei modi attraverso i quali la strega viene allontanata, ma le erbe sono uno di questi modi, quasi che la strega non solo fosse una figura di donna, non solo fosse una vampira, non solo fosse morte, ma fosse anche e soprattutto malattia. E vedremo quanta roba ci può stare dentro la bacinella strega, tantissima. E inoltre cercheremo anche di capire se la strega, anche in Sardegna, è il riflesso di una donna libera da demonizzare, ma soprattutto riflesso di quella figura che è stata chiamata in un sacco di modi diversi, che io chiamo Icussa, ma che voi comprenderete forse meglio se io dirò Dea Madre, una figura antichissima. Non credo che avrò la forza, no, ma soprattutto il tempo per fare una meditazione. Mi sarebbe molto piaciuto fare una meditazione che vi avrebbe condotto nel grande mondo della metamorfosi. Ora vediamo, ovviamente visuale, perché non posso condurvi in nessun'altra maniera. È una bella, bellissima meditazione che mi è venuta in mente dopo anni e anni di pratica yoga. Cioè, quando la mia maestra diceva svuota la testa, medita, non pensare a niente, concentrati tutto il respiro, io pensavo un sacco di cose, invece mi facevo queste meditazioni. E per cui se ci sarà il tempo la faremo. Se non ci sarà il tempo la faremo comunque magari in un altro contesto. Anche perché la pratica che mi sarebbe piaciuta annettere a questa puntata è quella relativa al lavoro da fare sulle nostre ombre. È un lavoro che io ho fatto qualche tempo fa ed è un lavoro
portentoso e devastante come la strega. Che è ombra, quindi chiaramente il lavoro si sposa benissimo. Non ce la faremo sicuramente a farlo durante questa giornata, però se le forze mi sosterranno come mi auguro, creerò un'altra giornata di 2 ore nel quale faremo meditazione e lavoro sulle ombre, un lavoro che ovviamente dovrete avviare voi e gestire voi, però io vi potrò dare gli spunti per farlo. Per cui il mio invito è questo: se vi fa piacere esserci e vi fa piacere approfondire la figura della strega, io sarei felicissima di avervi in classe tutti voi. Alcuni di voi sono già iscritti, altri forse lo faranno, forse no. Tenetevi stretti le suggestioni, le ispirazioni che avete preso oggi e create, create, create. Se vogliamo stare insieme e cercare di approfondire, ci vediamo il 1° dicembre, cioè dopodomani, alle 18:30. Finiremo alle 20:30, 2 ore. La lezione, come al solito, sarà registrata, quindi chi non potrà essere presente nella live in diretta insieme si potrà guardare la registrazione. La registrazione sarà con voi, starà per voi, insieme a voi per 1 anno, ma in realtà normalmente stanno molto di più. Come vi ho già detto, fino a che YouTube mi consente di lasciarle, anche perché non ho proprio tempo e voglia di andare a capire quale devo togliere e quali no, fruitene finché ne avete la possibilità e la voglia, mi rende sicuramente molto felice e molto orgogliosa, e il costo per partecipare a questo seminario è di 22 euro. Per cui se vi volete iscrivere, info@janasacademy.it. Claudia, mi voglio iscrivere, mi date la vostra mail e io vi do tutte le altre informazioni che consistono sostanzialmente in come fare il pagamento e come dirmi Clau, fate il pagamento. Queste sono le informazioni, ma soprattutto poi il link per accedere alla lezione. Se invece volete... oddio, no. Questa pagina non sono riuscita a toglierla, ma ce la farò. Aspettate. Ecco qua, ci siamo tornati. Se invece volete approfondire l'argomento antenati, la strega ha grandissima connessione col mondo degli antenati, ecco perché ho deciso di fare in novembre e in dicembre l'argomento strega e l'argomento antenati. La strega è una conduttrice di defunti, è la nostra Ecate, la quale ci porta giù e ci riporta su, esattamente come Ecate ha fatto con Persefone. Quindi tenetevi stretta la strega, perché è lei che vi apre la porta, è lei che canta per far sì che i giardini divini si aprano. Ed ecco perché ho parlato di antenati proprio in dicembre. È un sacrificio notevole per voi, e per me, perché stiamo cercando di concentrare un sacco di cose durante questo periodo, ma è importante farlo in questo periodo, perlomeno per me era importante. Poi dopo il 15 di dicembre non vi cerco per un po' di tempo e ci rivedremo a gennaio. Stavo pensando di creare un seminario sulla figura della Befana, un'altra creatura di strega legata al mondo degli antenati. Ma non so, allora Maria Laura ci saluta, ciao bellezza, ci vediamo giovedì, ma non so se ce la farò fisicamente, proprio non ho più le forze per creare seminari, anche perché i miei figli si stanno ammalando perennemente e costantemente, per cui non so se ce la farò. Se non lo faccio quest'anno, questo seminario lo farò sicuramente l'anno prossimo, perché la figura della Befana è una figura meravigliosa e miracolosa, che non ha molto a che fare con la gioia e con la vita, porta doni, porta rinascita, ma ha molto a che fare con la metamorfosi, con gli antenati e con la morte.